benvenuti. Come da tradizione io sono in ritardo, ma non poteva iniziare altrimenti. Allora, non siete abituati a vedermi con fogli, ma sono reduce da un'influenza bruttissima e più brutta l'influenza di Michelozzo, quindi non sono tornata in forma completamente. Per non dimenticare niente, visto che è una serata importante, ghiotta oserei dire, visto che si parla di tavole di cucina, ho fatto una brava conferenziera e mi sono scritta 2 cose che magari non guarderò, però nel caso. Allora, intanto benvenuti alla presentazione del libro A tavola del Medioevo in Sardegna. Rischio di sbagliare anche il titolo, io lo dico. Per me è una gioia doppia, nel senso che è il primo libro che nasce proprio sotto la mia presidenza, quindi le conferenze da cui nasce sono state fatte subito nel mio primo anno da presidente e questo poi è il frutto, quindi ci sono particolarmente legata. Al libro Donne ci sono legata per altri motivi, a questo per questo. Allora, siamo conferenzieri decimati, ma perché l'influenza non ha colpito solo me, manca il moderatore, il professor Pianta, che è moribondo e non è potuto venire, ma ci ha lasciato, ma so che cosa sta passando, ci ha lasciato lo scritto, sì, perché ci teneva comunque a dire il suo parere, la sua opinione sul libro, visto che l'ha letto anche, ne è rimasto entusiasta. Ci hanno abbandonato cammin facendo, penso per lo stesso motivo, i 2 relatori che dovevano essere presenti, gli altri 2, professor Serreri e Carrara, che si sono occupati del saggio della tavola dei giudicati, dei giudici meglio, però abbiamo niente po' di meno che, parto dalle donne ovviamente, la professoressa Martorelli, che è curatrice del libro così come del ciclo di conferenze, e Marco, che ormai siamo amici, compagni di birra, il professor Buresu, che invece è autore del saggio sulla tavola dei monaci. La professoressa Martorelli è autrice, tra le altre cose, oltre ad essere curatrice del libro, è autrice di un curioso saggio sul dessert, sul come veniva concluso, sui dolci, su come si concludevano i pasti. Io voglio concludere questo mio intervento iniziale ricordando la socia storica a cui è dedicato il libro. Abbiamo deciso come direttiva all'unanimità di dedicare questo libro al ricordo di Nella Manca, non a caso, perché oltre a essere, come dicevo, una socia storica, oltre ad aver creduto sin dagli inizi nel lavoro dell'associazione, ha creduto in particolar modo a questo libro, al ciclo di conferenze e a quello che poteva venirne fuori, e a lei e al suo intervento. Nella è stata preside dell'Istituto Alberghiero di Oristano, che abbiamo realizzato la prima collaborazione fattiva e concreta con una scuola, il primo pranzo medievale. Io a lei dedicherei un applauso. Per ricordarla ulteriormente, ci è sembrato carino ribadire la collaborazione con l'Istituto Alberghiero e stasera organizzare, sempre sulla scia del libro e dell'entusiasmo di Nella, una cena con le ricette medievali realizzata dai ragazzi dell'Istituto. Lascio la parola a te per iniziare. Grazie alla Presidente dell'Associazione. Noi ci possiamo accomodare perché faremo una chiacchierata su questo libro, ma prima di tutto, intanto buonasera e ben trovati a tutti coloro che conosco, benvenuti invece ai nuovi. Prima di iniziare un po' a raccontare, a commentare insieme la storia di questo libro, leggerò appunto le poche brevi note che ci ha dato il professor Pianta,
che ovviamente si scusa moltissimo, era proprio addolorato di non poter essere presente, anche perché si voleva iscrivere all'associazione e quindi ha mancato questo appuntamento, certo, sicuramente. Quindi naturalmente parlerò al maschile, ma sto riportando parole sue. Buonasera a tutti i presenti, desidero ringraziare l'Associazione Amici del Romanico per avermi chiesto di presentare il libro A tavola in Sardegna nel Medioevo, curato da Rossana Martorelli, per la fiducia accordata e per la stima. Purtroppo non posso essere presente questa sera per motivi di salute e ciò mi dispiace veramente tanto. Tuttavia, con questi saluti, vorrei anche esprimere la mia gratitudine perché l'esame del volume che oggi avrei dovuto presentare mi ha riservato tante notevoli sorprese. Innanzitutto la dedica a Nella Manca, mia stimatissima collega, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere in un momento particolare della nostra professione di dirigenti scolastici. Infatti, agli inizi degli anni 2000, quando è nata l'autonomia scolastica e la dirigenza conseguente le nostre aspettative erano veramente tante e in particolare essere alla guida di un istituto professionale alberghiero è stata un'esperienza unica e quasi magica, perché i professionali venivano già da una gestione e un'organizzazione avanzata, in quanto avevano da anni gestito progetti e fondi europei. Questo vuol dire che la capacità organizzativa e di presenza sul territorio era decisamente superiore a qualunque altra istituzione scolastica. La presenza questa sera dei ragazzi dell'alberghiero di Oristano è per me particolarmente significativa. Mi stimola il ricordo di un progetto realizzato al Ferraris di Iglesias, dove ero dirigente in anno di prova nel 2007-2009. Il ministro dell'istruzione aveva fatto un bando su Dante, che prevedeva finanziamenti per le scuole in rete che realizzassero iniziative culturali didattiche su Dante. Fu semplicemente vista la flessibilità organizzativa della scuola, mettere in rete tutti gli istituti cittadini, compresi i licei. Il progetto fu finanziato e realizzammo letture, convegni e un'importante manifestazione finale che si concluse con una degustazione prodotta dai ragazzi della scuola che chiamammo A tavola con Dante. Ricordo ancora che mandammo il programma e il menù della degustazione a tutti i bar della città, ma oggi quell'impegno, quel modo di lavorare non è più possibile, soprattutto con l'entusiasmo che noi impiegammo nel realizzare il progetto. Per questo sono felice che stasera ci sia un buffet realizzato dai ragazzi dell'alberghiero di Oristano. Nella ne sarebbe particolarmente felice. Il volume che viene presentato oggi ha molti pregi e non è soltanto un'opera divulgativa di storia e storia dell'arte e di costume, ma caratterizzato da un rigore scientifico estremamente elevato, in una veste accattivante che ne consente la fruizione non solo a un pubblico di studiosi, ma soprattutto a un vasto pubblico. È un libro che non può mancare in nessuna biblioteca e che fa la sua bella figura negli scaffali di un bibliofilo collezionista. Notevole la profondità, la diacronicità con cui è costruito, un'indagine non solo cronologica ma anche di stratificazione sociale, con una corposa bibliografia e una ricchezza di immagini stupefacenti. Auguriamoci tante altre pubblicazioni da leggere, gustare e collezionare. Grazie e buon lavoro, Roberto Pianta. Ringraziamo noi naturalmente Roberto Pianta per le belle parole e per aver colto alcuni spunti interessanti che sono stati alla base almeno del nostro progetto, che quindi in un certo senso vediamo realizzati nel momento in cui vengono notati appunto da altre persone. Quando si presenta un libro, naturalmente la prima cosa che salta all'occhio è la copertina e come si presenta all'esterno. Quindi io vorrei ringraziare coloro che si sono occupati ovviamente della veste grafica, che è una veste grafica molto carina, gradevole da vedere e anche all'interno, devo dire, io l'ho aperto stasera per la prima volta perché l'ho sempre visto in PDF, vi assicuro che non è la stessa cosa, oppure in una fotocopia per le ultime correzioni.
Quindi devo dire che sono rimasta anch'io molto contenta della realizzazione finale, quindi ringrazio per tutto il lavoro editoriale che c'è stato dietro Giorgio Carau e Daniela Mancastroppa, e poi l'editore naturalmente Massimo Pulici della casa editrice Salvore, che come sempre ha realizzato un bellissimo progetto. Per quanto riguarda il contenuto, con la collega Marco Mureso, che appunto è coautore e autore di uno di questi saggi, come anche la sottoscritta, naturalmente non vi diciamo tutto quello che c'è dentro, perché sennò è inutile. Dovete scoprire da solo chi è l'assassino, quindi dovete leggere ovviamente i contributi. Vi diciamo soltanto alcune cose che sono state alla base di questo nuovo libro, perché non dimentichiamo appunto che segue il libro sulle donne, una sorta di collana. Questo è il secondo volume, ma noi ne abbiamo già in programmazione altri, quindi si prepari l'autore, l'editore, si preparino Daniela, che vedo già disperata, e anche Giorgio, perché seguiranno, e anche i relatori ovviamente, perché abbiamo intenzione di continuare a pubblicare quelle che sono le conferenze che teniamo tutti gli anni, che peraltro inizieranno la settimana prossima. Poi Giuseppina penso presenterai il programma delle conferenze. Perché abbiamo deciso di pubblicarle? La prima fu proprio quella delle donne, perché in quell'occasione avevamo riscontrato che la conferenza aveva destato un certo interesse nei presenti, e quindi ci siamo posti il problema, verba volant come si dice, quindi tutto sommato perché non mettere per iscritto in forma agevole, quindi apprezzabile anche da chi non è specialista in questo settore, quello che noi diciamo durante le conferenze, che ovviamente non è il Vangelo, tutto è perfettibile, su tutto si può discutere, però avere una base di un testo scritto è qualcosa di importante su cui cominciare appunto a ragionare. Il successo che abbiamo avuto con quel libro è andato oltre le aspettative, ma molto oltre. Siamo arrivati alla seconda edizione, no? Se non sbaglio, e quindi abbiamo deciso di continuare su questa scia, e quindi il secondo volume è questo dedicato alla tavola. È un piccolo volume e i contributi sono di meno numericamente rispetto al volume delle donne, ma non per questo meno incisivi. Non sono moltissimi contributi, sono 6 in tutto, e trattano quindi di una selezione di argomenti, perché se noi parliamo di a tavola in Sardegna nel Medioevo ci sarebbero tantissimi aspetti da esaminare. Ovviamente noi dobbiamo fare delle selezioni, come anche nel caso delle conferenze, non si possono trattare tutti i temi, e quindi abbiamo scelto alcuni aspetti particolari. Se voi andate a guardare l'indice già vi fate un'idea di quella che è la successione degli argomenti. Quindi siamo partiti da un'analisi generale di quelle che erano i cibi e le bevande che si consumavano in città e in campagna, per vedere se c'erano delle differenze nelle scelte appunto di cosa si poteva mangiare, doveva o poteva mangiare. Poi siamo passati invece ad un livello sociale completamente diverso, cioè alla mensa dei sovrani di Arborea, preso come esempio di quello che può essere un banchetto di alto livello, quindi con cibi che provenivano anche dal mercato delle importazioni, da un commercio. Ovviamente le case regnanti avevano disponibilità economiche maggiori e potevano concedersi dei piatti anche più elaborati, basati su delle ricette addirittura scritte fuori dell'isola, e con dei cibi ovviamente più pregiati, con dei cibi più scelti, possiamo dire. Quindi questo ci permette di vedere due aspetti della società, perché non dimentichiamo che, come anche per le conferenze, quello che è il nostro obiettivo è quello di inserire il romanico, perché noi da lì partiamo, all'interno della società. Quindi la chiesa o gli aspetti monumentali
del Medioevo sardo non devono rimanere soltanto un monumento che noi vediamo quando andiamo a fare le escursioni, ma le conferenze servono proprio per calare questi monumenti all'interno della vita del tempo, e quindi non a caso noi ogni anno scegliamo un tema diverso per esaminare uno degli aspetti della società del tempo. Ecco, la tavola è uno degli aspetti più significativi, perché ovviamente ci permette di vedere anche le differenze sociali, le differenze economiche, i gusti e anche i rapporti tra l'isola e quello che era il mondo mediterraneo. Alcuni cibi, appunto leggendo questo libro avrete diversi esempi di questo, in questo senso, alcuni cibi sono dei cibi che vengono da fuori, che sono stati introdotti all'interno dell'isola proprio a livello di coltivazioni, di nuove piante, rispondendo a dei nuovi gusti, ma proprio nel caso dei sovrani di Arborea i loro contatti con il mondo iberico fanno sì che loro imitino delle ricette e usino dei cibi che sono invece molto in voga in Spagna, nella penisola iberica in quel momento. Quindi ci dà proprio un aspetto di una società molto variegata, con appunto livelli economici e sociali diversi. Passando ad un altro aspetto, ma molto significativo, i monaci, il monachesimo. Il monachesimo è una presenza, un fenomeno che caratterizza molto il periodo medievale, dovunque, compresa ovviamente anche la Sardegna. E quindi abbiamo deciso di esaminare anche quello che poteva essere, abbiamo intitolato l'articolo L'umile pasto del monaco. Adesso lascerò la parola al collega che si è occupato proprio di questo testo, chiedendogli: ma veramente il pasto del monaco era umile? Buonasera, mi sentite? Sì? Ok. Prima di rispondere alla domanda, che è una domanda, la cui risposta sembra scontata, in realtà affatto non lo è, desidero anch'io ringraziare per questa bella occasione e unisco anch'io i complimenti, perché davvero è un formato meraviglioso. Poi io personalmente adoro il cartaceo, quindi laddove c'è la possibilità di avere un libro agevole che si lascia sfogliare bene ed è ricco di immagini e contenuti, devo dire che è davvero una gioia per gli occhi e poi per lo spirito una volta che si comincia a leggere. Quindi vi auguro in generale una buona lettura. Detto questo, il pasto del monaco è umile? Dipende da cosa intendiamo per umiltà, poiché se noi associamo l'umiltà al mangiare poco, sbagliamo. Se noi invece associamo l'umiltà a mangiare male, sbagliamo ancora di più. In realtà lo scopo è quello di non esagerare, ma comunque non di morire di fame. E soprattutto non è detto che siccome il monaco, sapete, no, nell'immaginario poteva avere uno stile di vita molto parco, molto semplice, quasi a seconda delle storie di monaci che leggiamo, addirittura se andate a leggere le storie dei primi eremiti, mangiavano l'erba a quattro zampe come gli animali. Ecco, forse queste sono un po' delle esagerazioni letterarie. Però se noi invece andiamo a vedere le regole, cioè il manuale come essere un bravo monaco, a seconda, o monaca ben inteso, a seconda dell'epoca, del momento storico e del momento geografico, ecco, abbiamo delle sorprese. Ovviamente non vi posso raccontare anch'io tutto ciò che c'è, non solo nel mio articolo, che è decisamente modesto, ma rispetto all'intero contenuto del libro, però posso ricordare un importante protagonista del Medioevo in generale. Non credo sia mai stato in Sardegna, però anche in Sardegna io credo proprio che lo conoscesse, Francesco d'Assisi. Sapete che adesso l'anniversario della sua morte compirà ben 800 anni, il 4 ottobre del 2026, e voglio dire, quale esempio più quasi pragmatico per avere idea un po' del cibo monacale nel Medioevo. San Francesco, il poverello d'Assisi, lo conosciamo così. E se però vi dicessi che il suo piatto preferito era il pasticcio di carne di Luccio, che lui chiama squalo, peraltro, i suoi biografi lo chiamano squalo, in realtà lui era ghiottissimo di pasticci di carne di Luccio, pasticcio di gamberi, era perfino ghiotto dei mostaccioli, dei dolci romani,
E lui, quando peraltro è in punto di morte, quindi neanche quando si sente bene, no? Anche quando sa che la sua fine sta per arrivare, chiede ai suoi confratelli: ma vi ricordate donna Jacopa, quando stavo a Roma mi faceva questi dolci buonissimi, mi piacerebbe tanto assaggiarli. Poi il biografo Jacopo da Celano, Tommaso da Celano, scusate, chi lo sa, magari in un impeto di un colpo di teatro, poi non lo sappiamo se è andata così, però lui fa a quel punto bussare alla porta del convento e magicamente appare una signora proprio con il vassoio di mostaccioli. E però è molto interessante per il fatto che noi in un piccolo micro esempio abbiamo in qualche modo l'anima del Medioevo. Il Medioevo è capace di stupire. Noi lo conosciamo, ahimè, e ai lui anche, come un periodo di crisi, un'epoca che non sa cos'è il Medioevo, l'età di mezzo. Non è l'età moderna, non è l'età contemporanea, non è l'età classica. È un qualcosa che è lì, che non... come nel film a cartoni Balto, non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Ecco, il Medioevo sa in effetti, almeno da questo punto di vista, soltanto quello che non è. In realtà, vedete che basta pochissimo, e non necessariamente in un manuale scolastico, anche in un libro che può diventare un ottimo compagno di serata, no? Agevole da leggere, con uno stile molto intuitivo, accattivante, anche con un esempio di questo tipo si può comunque acquisire la complessità di questa epoca. E tra l'altro è interessante perché, appunto, come ha detto la professoressa Martorelli, il cibo nel Medioevo è una chiave di lettura che è assolutamente interlacciata con tutto il contesto del Medioevo. È una sorta di passepartout culturale che permette di acquisire facilmente, e anche con un certo gusto, non solo nel senso di per sé, ma anche nel gusto di acquisire qualcosa di nuovo, anche dei dettagli molto interessanti proprio sulla forma mentis. Francesco diventa povero, ma è figlio di un mercante ricco. Ha cercato anche di fare la carriera militare, che sappiamo che in quel periodo non era tendenzialmente così comune che un figlio di mercante potesse acquisire. Ha una vita avventurosa. E lui, come potete vedere, pur arrivando alla fine della parabola della sua vita a un esempio che è diametralmente opposto rispetto al punto di partenza, comunque mantiene il suo aspetto culturale e lo fa capire anche tramite il cibo. E vedete che è interessante questo aspetto. E devo dire che io mi sono avuto la fortuna, perché è stata veramente un colpo di fortuna per me potermi occupare di questo ambito, però ecco, sono sicuro che la lettura del volume ci dia un affondo su tutti questi aspetti e ci permetta di vederli sia singolarmente che tutti insieme, dandoci l'esempio, diciamo, di un mondo molto complesso e anche molto appunto divertente. Se posso concludere con un aneddoto, mi viene in mente, facendo un salto, lasciando la Sardegna e andando in Terra Santa, un aneddoto di un cavaliere francese, Jean de Janville, che ha fatto una cosa piuttosto anomala per un cavaliere medievale. Ha scritto un libro che in teoria è la vita di San Luigi dei francesi, re Luigi IX, però in realtà sono le memorie di Jean de Janville, che è il connestabile di Champagne e uno dei gran signori al seguito di Luigi. In sostanza cosa ci racconta? Ci racconta diversi aneddoti, tra i quali quello in cui, immaginatevi la piana davanti a Gerusalemme, ci sono le tende dei cavalieri e stanno mangiando tutti insieme, lui con i suoi vassalli, ha questo bel tavolone con la tovaglia bianca, che è un attributo di status. I cavalieri non si siedono a tavola se non c'è una bella tovaglia bianca di bucato, però lui racconta che mentre mangiavano c'era un gran burlone, che era il conte di Soissons, che faceva morire dal ridere. Lui aveva costruito una piccola catapulta con la quale dall'altro tavolo lui con i suoi vassalli giocava a tirare le pietre al tavolo di Jean de Janville e a rompergli tutti i calici. Per dirvi, no? Cavalieri francesi crociati, perché sono incrociate in quel momento, con il re che è già santo, anche se vivo, e lui è seduto in terra, eccetera, eccetera. Però per capirci, no, che cosa ci racconta il Medioevo. Ecco, e quindi questa profondità divertente, ma al contempo molto, molto intelligente, se possiamo, noi la troviamo nel mondo medievale, ma in questo caso soprattutto anche nel libro. Quindi buona lettura, insomma, c'è davvero tanto da leggere e non dico altro perché i dettagli sono tanti e quindi è giusto che li scopriate.
continuando a scorrere l'indice, quindi abbiamo visto diversi tipi di cibo, di ambienti in cui abbiamo esaminato appunto la scelta dei cibi e anche come si cucinavano laddove avevamo documentazione. Quindi come si chiude il pasto? E qui Giuseppina ne ha accennato, la domanda è: esisteva il dessert nel Medioevo? È un argomento che mi attirava moltissimo perché io sono golosissima e quindi questo dulcis in fundo l'ho tenuto per me e quindi me ne sono occupata io. La risposta non ve la dico, quindi così la leggete nel libro, però diciamo che facendo questo lavoro mi sono resa conto che c'era veramente tantissima documentazione. Tanti testi che potevano dare delle indicazioni sulla scelta della frutta, ma anche di alcuni dolci, come li chiamiamo oggi, quindi diciamo dei prodotti elaborati, frutto di un impasto, di una cottura, quindi diciamo un'industria abbastanza evoluta, in cui poi, se guardiamo bene, possiamo trovare anche un po' le radici di quello che è l'industria dolciaria sarda, perché tante preparazioni sembrano essere comuni. E vi dicevo che anche nel cibo le tradizioni culinarie si mescolano anche a distanza di mare, e infatti anche qui un aneddoto carino: in una cronaca del periodo catalano, proprio relativa al momento in cui i catalani hanno assediato la Sardegna, si dice che se i militari che avevano prima conquistato Iglesias e poi Cagliari, se si fossero diretti direttamente a Cagliari, cioè senza perdere tempo, la sera si sarebbero seduti con i loro confetti, e per confetti intendevano della frutta caramellata, che era molto diffusa in ambito iberico. Ecco, è un modo di dire: noi avremmo detto si sarebbero seduti con un piatto di spaghetti, davanti a un piatto di spaghetti, e loro dicono invece davanti a questi dolci, che poi si diffondono molto anche in Sardegna. Quindi, appunto, dicevo, vari sono poi i temi, gli spunti che si possono approfondire. Ecco, il fatto che anche i cibi circolassero, che quindi si muovessero con il commercio, ci pone subito una domanda a noi oggi: come si conservavano i cibi? Visto che noi oggi parliamo tanto di chilometro zero, ecco, pensiamo allora che non c'erano i frigoriferi. Ecco, un alimento conservante era il sale, per cui in questo volume abbiamo voluto inserire anche altri 2 contributi in più rispetto a quelli che erano stati trattati nelle conferenze. Uno proprio dedicato al sale come elemento che permetteva la conservazione e quindi anche il trasporto del cibo, curato da Laura Soro, che ha preso in esame tutta una serie di notizie derivate anche dalle ricerche subacquee di cui si occupa, perché all'interno dei recipienti che vengono recuperati nei relitti in mare si trovano spesso tracce di cibo, il che vuol dire che il cibo viene commerciato. E voi immaginate, sono recipienti che spesso vengono dall'Africa, immaginate il lungo viaggio che dovevano fare. E oggi noi diremmo assolutamente no, perché durante questo lungo viaggio chissà come si è ridotto il cibo. Ecco, loro lo facevano con appunto il sale, conservandolo con il sale. Il volume si chiude poi con un altro nuovo contributo di Nicoletta Usai, l'apparecchiatura della tavola. Ecco, abbiamo visto che cosa si mangia. Nel libro ci sono anche tanti oggetti, tanti manufatti che servivano a conservare o a presentare sulla tavola i cibi, ma tovaglie, suppellettili, ecco, si chiude appunto con questo argomento. Ci è sembrato, diciamo, un degno completamento di quello che può essere appunto un punto di vista preliminare, perché rispetto a tanti argomenti ovviamente non li abbiamo trattati, ma c'è sempre tempo per approfondire e dedicarci nuovamente a questo tema. Chiudo soltanto con una domanda che può venire, poi lascio a voi invece lo spazio per eventuali domande. Molti mi chiederebbero: ma come fate a sapere queste cose? Cioè, come potete dedurre queste cose? Perché i cibi non sono monumenti. Ecco, allora lì noi utilizziamo diversi tipi di fonti.
le fonti scritte, per esempio nel caso proprio dei monasteri, i condaghi che ci dicono come si viveva all'interno del monastero e quindi anche i cibi che circolavano, le coltivazioni, i prodotti che avevano. Le fonti iconografiche, voi troverete nel volume tante immagini che riproducono tante volte dei dipinti in cui c'è la tavola imbandita. Ecco, una rappresentazione dell'ultima cena, che è un tema sacro, però ci può dire, per esempio, che tipo di oggetti utilizzavano e talvolta anche riportare qualche cibo, come per esempio il pane. Quindi ci danno delle informazioni di questo genere. E poi il supporto dell'archeologia. Oggi l'archeologia fa molta attenzione a tutti quelli che sono i resti di cibo conservati all'interno degli oggetti, ma anche tutti quegli elementi che noi diciamo di paleobotanica, per esempio i semi, tutti i resti eventuali di frutti, così come ci sono per esempio ancora di più le ossa degli animali, quindi che tipo di carne si consumava, le lische di pesce, i reperti malacologici. Ecco, tutti questi dati, tutte queste informazioni messe insieme ci hanno permesso di disegnare questo quadro, che come ho detto all'inizio è sempre perfettibile, nuove scoperte ci potranno dare delle informazioni ulteriori, però vediamo che già da quello che emerge dallo stato attuale della ricerca noi abbiamo l'idea di una tavola piuttosto ricca come scelta, come tipo di alimenti e poi anche come tipo di lavorazione. Io mi fermo qua e lascio invece la parola a voi se avete delle domande, invitandovi ovviamente, pubblicità non occulta, per niente occulta, a leggere il libro. Grazie. È una domanda rivolta ad entrambi. Intanto non è servito niente questo foglio perché mi sono dimenticata di ringraziare Giorgio e Daniela e Massimo della casa editrice, perché veramente è un bellissimo libro. Complimenti per il lavoro, so che dietro c'è un grande lavoro dei relatori di ricerca, ma anche un grande lavoro di grafica, quindi io farei un applauso sia a Giorgio e Daniela che a Massimo, perché se lo meritano. Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Intanto complimenti. E poi volevo dire, è un libro che rientra pieno nelle nostre finalità, perché non è un testo universitario, però pur rimanendo ancorato al dato scientifico, ai documenti, è un testo divulgativo che avvicina al Medioevo da una porta, diciamo, da una strada molto particolare che è quella della tavola, che tutt'oggi è un luogo dove si fa conversazione, si trattano affari, nascono amori, cioè a tavola il mangiare è minimo, nel senso poi si apre un mondo, è un momento di socialità. E aiuta a sfatare alcuni miti sul Medioevo. A me piace sempre quando riusciamo a sfatare delle leggende metropolitane di un periodo cupo, buio, dove non ci si divertiva e non si faceva niente. La mia domanda è una curiosità. Se vi dovessi chiedere che cibo, che oggetto, che abitudine rappresenta di quelle di cui avete parlato meglio il Medioevo, cosa direste? Sulla tavola? Sì. Intanto che erano carnivori, direi. Mangiavano parecchia carne. Non avevano ancora le forchette, perché le forchette compaiono nel 400, quindi avevano questi grandi piatti con la carne a pezzi che prendevano, penso, anche con le mani e poi con i cucchiai che dalla parte opposta avevano invece una terminazione appuntita. Ecco, io vedo moltissima carne e moltissime zuppe con legumi, minestre. Ecco.
Bella domanda. Io ho già fatto l'esempio prima, altrimenti me lo sarei tenuto per adesso per la questione di Francesco. No, devo dire che come è stato detto è un periodo decisamente complesso e tutt'altro che buio, anzi. Una cosa che mi ha colpito, non solo in questo libro ma in generale, è che se noi leggiamo le fonti medievali scopriamo poi che, come ha detto appunto Giuseppina, la tavola è un momento di convivialità ma è anche un momento di scambio culturale. Se ci pensate ancora oggi è così, se voi andate a seconda dei posti che visitate, il miglior modo per conoscere la cultura del luogo che visitate è mangiare. Anche mangiare nei locali dove voi pagate ovviamente, però se poi vi invitano è il modo migliore proprio per venire a strettissimo contatto non solo con una cultura differente, ma anche con il modo in cui quella cultura si apre alla vostra, attraverso il cibo, attraverso lo scambio e la condivisione. E devo dire che, ribadisco, è impegnativo perché ancora adesso in diverse parti, per esempio del Medio Oriente o del Nord Africa, si tende a condividere il cibo con le mani, mangiando senza l'utilizzo delle posate, che è una situazione che per un occidentale nato e cresciuto plurigenerazionalmente in un contesto occidentale può sembrare quantomeno anomalo, e in realtà invece è un atto di estrema vicinanza e estrema apertura. Quindi tramite la tavola c'è davvero un linguaggio universale che noi possiamo utilizzare per crescere, per migliorare, anche per avere una maggiore consapevolezza del fatto che chi è diverso e chi ha una cultura diversa non è sbagliato, non sta commettendo un errore rispetto a noi. E questa è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, poiché in questi tempi, ahimè, molto complicati, è un tema sul quale si può andare d'accordo più che litigare e potrebbe essere importante. Dicevo, una cosa che a me è sempre colpito è che se noi leggiamo appunto le fonti medievali scopriamo che a tavola non sono soli. Caterina da Siena, che lei ovviamente segue un percorso di estrema ascesi, i genitori sono estremamente arrabbiati per il fatto che lei non mangia, non vuole mangiare, e lei quando è a tavola dice, quando il padre non guarda, i bocconcini di carne li dà ai gatti che sono sotto la tavola. E devo dire che questa cosa qua, per me, che io studio il Medioevo, quindi per me può essere all'ordine del giorno, però è interessante perché ci dà modo di riflettere proprio sulla umanità di queste persone, cioè ce li restituisce a 360 gradi. E ribadisco ancora una volta il linguaggio per cercare di dare corpo e tridimensionalità a una persona che altrimenti noi conosciamo nelle immaginette, nelle vetrate delle chiese o nei testi, quindi non abbiamo un'idea di persone in carne e ossa, e che in realtà abbiamo invece un atteggiamento di una bambina, di un qualcosa che potremmo associare a uno scherzo, a un gioco. E anche qui tramite appunto un gesto che è ricondotto al cibo, all'alimentazione, alle pratiche, e devo dire che è un dettaglio interessante. Ci sono altre domande? Un detto sacro, magnifico. Bucone Presius, Angelus Iudicendi. Questo era Tradotto? nella mia casa. Tradotto perché io Sì, non tu conosco. userai il bucone di cibo, che poi non è solo il cibo, ma anche le tue idee con gli altri. A fianco a te si siederà sempre un angelo che ti proteggerà. Questo è. Sì, Mia nonna e a casa mia questo è sì, tutti i giorni, sì. è l'importanza, certo, l'importanza della condivisione, l'importanza comunque del fatto che la tavola rimane al centro. Si dice anche che a tavola si fanno i migliori affari, no? Quindi che a tavola non si invecchia, cioè, ne potremmo dire tanti. Esatto, quindi sì, è vero, perché probabilmente si è anche più rilassati, poi comunque il cibo è una bella cosa, e quindi comunque c'è una grandissima colonna vicino con una discussione dove c'è abbiamo mangiato all'occorrenza dipende anche dalle cibo. Sono stata in un sito archeologico vicino a Bonorva con l'associazione 50 e più e ci hanno portato in questo agriturismo dove abbiamo pranzato con un menù tutto medievale. Era una cosa fantastica. Sono venuta qui proprio per questo motivo, perché volevo capire e naturalmente comprerò il libro. Grazie. Così, non so se ci sono altre domande, curiosità.
Sì, prima facciamo fare le domande e poi ti chiamo. Allora, le ricette, scusa, Giuseppina, le ricette in questo libro, sta dicendo, no, le ricette non ci sono perché in Sardegna purtroppo noi non abbiamo ricette per questo periodo, che siano sarde. Quindi abbiamo fatto riferimento nel testo a ricette di altri paesi, per esempio, ripeto, sulla penisola iberica è un punto sicuramente di grande contatto con la Sardegna, però qui non sono state ancora ritrovate nei documenti, nei testi scritti, delle ricette proprio sarde e quindi non le abbiamo messe perché avremmo fatto un falso, insomma. Avete altre domande, curiosità? No? Angelo. Facciamo leggerlo il libro per avere sì, domande. Esatto. E infatti volevo dire che il prezzo di copertina mi tocca fare anche la venditrice. Il prezzo di copertina è di 20 euro, ma oggi, visto che è la presentazione ufficiale, viene venduto a 15 euro. 17. 18. 17, va bene. Dando i numeri. Sì, sto dando i numeri. Non ho bevuto, sto dando i numeri. Massimo, vuoi dire due cose? Sicuro? Infatti anche io volevo chiamarla qui perché è giusto, è di dovere. Vai. Cosa posso dire? Io innanzitutto ringrazio l'associazione per aver scelto Salve per l'edizione di questo bellissimo libro. Mi sono anche molto dato da fare affinché questo libro venisse stampato, editato da Salve. E niente, approfitto, visto che la professoressa mi ha citato, a ricordare mio padre che è mancato a luglio di quest'anno. Io sono un piccolo nano sulle spalle di un gigante che ha fatto un miracolo editoriale negli anni 80, e oggi cerchiamo di portare avanti la casa editrice nel miglior modo possibile. Grazie. Credo sia doveroso dare la parola ad Angelo, il marito di Nella, per un ricordo. Vieni qua. E se no non ti sentono, non arriva fin là. Fanno gesti dalla regia come nei migliori programmi in diretta. Mi sento fantastico, troppo ballo come la Cuccarini. Cosa vuoi dire? Guarda, dammi fiducia. Io quello c'è la mia voce che l'ho permessa perché anch'io sono abbastanza Microfono. Anch'io ho qualche problema di voce stasera e quindi sarò brevissimo. Io intendo innanzitutto ringraziare insieme all'Alex, mio figlio che non è presente perché è impegnato in attività lavorativa all'estero, tutti coloro che hanno voluto dedicare questa opera a Nella. Qualcuno ha ricordato il periodo, l'attività di Nella nella scuola alberghiera, che ha avuto come temi la cucina dei Romani, la cucina dei Romani, la cucina medievale. Ma Nella sarebbe contenta di questo libro, di questa iniziativa, e sarebbe contenta anche della cena di stasera, perché suo obiettivo era, essendo preside di un istituto alberghiero ma anche di un istituto agrario, di fare in modo che le produzioni dell'agrario fossero utilizzate dall'alberghiero.
E in questa cena stasera questa cosa si compie. Il vino che sarà servito è un vino prodotto dall'agrario di Noracegnese. Quindi quella saldatura che lì auspicava e voleva, stasera si compie. Grazie. Volevo dire che dedicare questo libro a Annella è stato un gesto naturale, cioè non è che ci abbiamo dovuto pensare molto. Come abbiamo deciso di fare il libro, immediatamente dopo è arrivata l'idea di dedicarlo a Annella. In realtà io vorrei concludere con una piccola cosa personale, nel senso che una considerazione, che questo libro nasce, anzi ancora prima di vedere la luce, perché fondamentalmente si tratta di qualche settimana che è arrivato stampato, in realtà ha portato già degli ottimi risultati, perché ancora prima che fosse finito abbiamo avuto l'idea proprio legata a questo libro di avviare una rassegna dedicata al mondo medievale, alla divulgazione della storia medievale e alle aziende brassicole, ai birrifici artigianali della Sardegna. Quindi abbiamo realizzato anche con Marco, grazie alla disponibilità di Marco, tutta una serie di eventi in giro per la Sardegna. L'ultimo è stato il 20 dicembre a Pitti, che hanno riscosso un grande successo, tanto che chi ci ha ospitato e chi ha collaborato con noi ci ha chiesto di riproporlo, ma in autunno, perché siamo pieni, altri birrifici artigianali si sono proposti per aggiungersi alla rassegna. E poi questo libro è stato un po' sulla scia di Nella e del legame con il mondo della scuola. Io sono un insegnante. Venerdì prossimo nella mia scuola, quest'anno insegno a Pozzomaggiore al liceo scientifico, si terrà l'Open Day. Una mia classe, la terza A, realizzerà un laboratorio sulla tavola del Medioevo in Sardegna, proprio preso da questo libro, e devo dire che è veramente una soddisfazione personale, professionale, come appassionata del Medioevo e come insegnante, vedere come questo laboratorio siamo una piccola scuola, quasi una famiglia, ma come abbia coinvolto tutti. Voi dovete vedere le bidelle che sono partite alla ricerca di tegami in terracotta, cesti di vimini, si stanno informando sulle ricette. Quindi è un argomento che veramente incuriosisce ed incuriosisce anche i ragazzi, e questo secondo me è di fondamentale importanza. Non so se volete aggiungere qualcosa. Ok, allora... C'è un commento. Riporto un commento, un'osservazione che fa Anna Ladu, ci segue ogni conferenza. Intanto fa i complimenti, poi dice: in merito alla conservazione dei cibi, se si entra in alcuni depositi di Barcellona tra botti di pesce sotto sale, cibi dedicati, ma anche nel mercato di Marsiglia, sembra di essere finiti in pieno Medioevo. Evidentemente la conservazione sotto sale è ancora attuale. Grazie. Ok, allora, quindi ricordo che il libro è in vendita, c'è la possibilità per chi ancora non l'avesse fatto di tesserarsi per l'annualità 2026, faccio la presidente ogni tanto, e poi ricordo che da venerdì prossimo entriamo nel vivo delle attività invernali dell'associazione. Come sapete, le attività in esterno si fermano per questioni climatiche, però non ci fermiamo noi. Inizia il ciclo di conferenze dedicato alla musica nel Medioevo, con un calendario di 4 appuntamenti, vediamo se me li ricordo: 23 gennaio, 30 gennaio, 20 febbraio, 6 marzo. Non chiedetemi i relatori e titoli, perché mi state chiedendo, quelli è una sorpresa. No, vabbè, ai soci è già arrivato il calendario
con tutte le informazioni dettagliate. Poi vi arriverà di volta in volta l'email o il messaggio WhatsApp con le informazioni su ogni singola iniziativa. Aggiungo già che il libro ha incuriosito chi è stato invitato alla presentazione di oggi. Abbiamo anche delle richieste per iniziare a portarlo, a farlo conoscere su tutto il territorio regionale, come continuano a richiederci la presentazione del libro sulle donne. Quindi questo per riallacciarmi a quanto diceva Rossana sul successo di questi libri poi alla fine. Parlandovi dei pomeriggi, concludo con ringraziare i padroni di casa, Silvia Oppo e gli operatori museali che ogni volta danno la disponibilità e ci ospitano per le nostre iniziative invernali. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei qua ringraziando tutti. Grazie mille.